Il Veneto non ha lo statuto. Qualcuno potrebbe dire allora? Ma lo statuto è una cosa molto importante, fondamentale, è la legge, diciamo, base per una regione, è un po' la Costituzione. Lì si decidono tante cose, si decide anche come verranno le elezioni, si decide anche quelle che sono le competenze per le province e per i comuni. C'è quel famoso discorso che è la sussidiarietà, cioè il fatto che ad amministrare, a fare le cose, a decidere, sia chi è più vicino al cittadino. E invece magari di un centralismo romano, senza lo statuto potremmo trovarci con un centralismo veneziano. Ed è questo di cui i veneti hanno anche paura. Allora lo statuto era sufficiente a eliminare queste paure, ma soprattutto a rendere l'amministrazione, la possibilità di governo del Veneto più fluida, più vicina alla realtà, più vicina al futuro. E invece niente. Sono passati 10 anni in cui la Lega è stata al governo nel Veneto, ma di statuto non se ne parla. Probabilmente il Veneto è l'unica o forse una delle 2 regioni che in Italia non hanno lo statuto. Adesso si parla di federalismo, il federalismo che verrà, ci vorrà del tempo, ma ben venga, è una cosa molto importante e molto utile. Fatto sta che dove potevamo attuarlo? Potevamo già preparare tutto per il federalismo, perché il federalismo poi fosse una cosa seria, una cosa vivace, nella quale i cittadini potevano ritrovarsi e decidere per loro, per l'amministrazione, per il futuro, perché vedete il federalismo non è una cosa sacra, non è una cosa ammantata di sacralità come vuole la Lega, è una cosa molto semplice, pratica. Gli stati federali spendono la metà degli stati unitari nel far funzionare la macchina burocratica. Allora il federalismo è una cosa che verrà, ci vorranno anni, ma lo statuto dava la possibilità di un federalismo già nel Veneto, già in casa nostra, dava la possibilità di sapere che cosa doveva fare ognuno, che cosa dovevano fare le amministrazioni comunali, si arrivava alla sussidiarietà e si aveva un Veneto più preparato al futuro.